Un gustoso antipasto del campionato di promozione siciliana si gioca al centro universitario sportivo di Palermo. Di fronte il CUS Palermo di mister Zappavigna, confermato rispetto all'anno scorso e che punta forte sui giovani, contro il San Giorgio Piana di mister Filippo Chinnici, che torna a Piana degli Albanesi per provare a scrivere nuove pagine di storia di questa squadra. Partiamo con il film della partita andata del primo turno di Coppa Italia di promozione, con gli ospiti che cercano subito di attaccare con lo scambio tra Carioto e Ciancimino. La conclusione è debole, parata senza grossi problemi dal portiere Mazzola. Poi prima fiammata del CUS Palermo con il calcio di punizione battuto da Cuccia, sul secondo palo non arriva nessuno, è occasione che sfuma. Poi lanciato da Carioto, Giacchino Serio, la fuga sulla sinistra, la conclusione respinta con i piedi ancora da Mazzola. Poi ancora la formazione di Chinnici che attacca sulla destra con Spina, il pallone viene allontanato da Carollo, poi ancora insiste Giovenco che sfreccia sulla destra, viene fermato senza fallo, conclusione di Spina, respinta in calcio d'angolo da Mazzola. E però il preludio all'azione che sblocca la partita, qui traccia in profondità per Andolina che viene steso da Belmonte. Secondo la terna arbitrale l'impatto è avvenuto dentro l'area di rigore, cartellino giallo per Belmonte nonostante le proteste del San Giorgio Piana, calcio di rigore che viene battuto e trasformato proprio da Lorenzo Andolina, il classe 2003 che porta una maglia pesante, la numero 9, e che non sente pressioni. Porta in vantaggio il CUS Palermo a metà della prima frazione. La gioia dei ragazzi in completa tenuta rossa che sbloccano il risultato e da allora giocano decisamente un'ottima partita. Qui il cross sulla sinistra che arriva dalle parti di Luati, il quale cerca di liberarsi a più riprese per la conclusione, poi decide di scaricare per il tentativo respinto da Belmonte, ma dall'altra parte prova ad andare in contropiede il San Giorgio Piana con questa corsa in profondità di Carioto, il quale riesce ad aggirare Mazzola, cerca la porta, non la trova per pochissimo, ad un passo dal pari l'ex bomber dell'Enna. Poi dall'altra parte Tarantino non riesce a liberare, allora Andolina spara la conclusione, non perfetto Belmonte che poi arriva sulla ribattuta, arriva poi Andolina che ribadisce in rete, ma il gioco era fermo per un fallo sullo stesso Belmonte. E su questa azione finisce il primo tempo sul campo del CUS Palermo con la squadra di casa in vantaggio. Con le immagini riprese dal nostro Marco Genduso andiamo al film del secondo tempo, che si apre ancora con il CUS che cerca di attaccare con la corsa per vie centrali di Cuccia, fermato col fallo ma si gioca per il vantaggio. Allora la palla è sulla destra per il tentativo di Caminita, palla dentro per Andolina, il quale prova a correggere ma non trova la porta. Dall'altra parte Gabriele Giovenco, lo scarico per Ciancimino che prova a dare aria all'azione coinvolgendo Giacchino Serio, guarda la porta il numero 10, cerca la conclusione, non perfetto in questo caso Mazzola. La palla si ferma oltre la linea di porta, pareggio San Giorgio Piana, sfortunato Mazzola, ma bravo Jack Serio che ci crede, non poteva che essere suo il primo gol del nuovo corso del San Giorgio Piana. Ma attenzione qui alla Vardera, appena entrato in campo cerca subito di farsi trovare pronto l'ex giocatore della Don Carlo Misilmeri, che anticipa Belmonte ma non trova la porta. Ancora la Vardera con la sua numero 20 scatenato a cercare di dare spinta all'attacco del CUS Palermo, la palla sulla destra ancora per Caminita, il quale cerca il pallone dentro, bravo Belmonte a respingere, poi allontana con Capitan Gaio la difesa del San Giorgio Piana, che qui deve ancora ringraziare il suo portiere su questa conclusione dalla distanza. Ancora il CUS Palermo che attacca, fascia di destra, il cross proposto al centro, allontana Gaio, però non è una respinta definitiva perché Cuccia ripropone il cross ancora a cercare la Vardera, il colpo di testa debole, parato senza grossi problemi da Belmonte. Nuovamente la squadra di Zappavigna che cerca di attaccare alla ricerca del gol del 2-1, sembra averne di più. Qui conclusione, parata in due tempi da Belmonte, non perfetto sul primo intervento, poi rapido ed efficace. Ultimi minuti di partita con il San Giorgio che ritrova energie quasi insperate. Qui l'attacco sulla sinistra da parte di Immesi che propone questo cross sul secondo palo, c'è Carioto che di testa tutto solo non riesce a indirizzare verso la porta, chiede anche una deviazione che però non arriva, insiste la squadra di Chinnici che propone un altro cross, questa volta Carioto non arriva, c'è sul secondo palo Ciancimino, sforbiciata che si perde ben oltre la traversa. E su questa azione termina la partita, l'arbitro emette i 3 fischi, 1-1 tra CUS Palermo e San Giorgio Piana. La qualificazione si assegnerà a Piana degli Albanesi domenica prossima. Da Sportisili per il momento è tutto, alla prossima.